Qual è a grandi linee la trama di questa commedia? Beh, il finale non si può dire. Assolutamente. Però la trama è che una famiglia di discendenti da contadini viene messa in discussione nella proprietà della casa da parte del catasto, il quale cerca di regolarizzare e cartellizzare, come dice, tutte le case che non hanno un proprietario definito. Alla fine però si sistema tutto. Qual è il tuo ruolo in questa rappresentazione teatrale? Io sono la figlia della famiglia che diceva prima Carlo, e un ruolo secondario, ma sempre la famiglia è il fulcro, diciamo, quindi ci sono anch'io di mezzo. Ma chi vuole essere aggiornato anche sulle attività della vostra compagnia, come può fare a seguirvi? Allora, io dico sempre a tutti di seguire la nostra pagina social, la pagina Facebook Quelli dei Navotta, dove ci sono tutte le date da qua a settembre per ora, e poi da settembre-ottobre vedremo. Invitiamo tutti a partecipare, a vedere la rappresentazione teatrale che viene portata in scena dalla compagnia Quelli dei Navotta. Non abbiamo detto dove si terrà la rappresentazione: a Lavagna, in piazza Marconi, nel piazzale antistante la bellissima Basilica di Santo Stefano, nella nostra Lavagna. È un modo per sostenere il comitato con tutte le attività che porta avanti e anche la sua sensibilizzazione sul territorio. Sì, questo è un modo per sostenere il comitato che continua nell'assistenza agli ammalati, nella tutela del servizio sanitario nazionale e oggi più che mai nella difesa della nostra ASL, per cui si parla sempre più spesso di accorpamento, e su questo noi dobbiamo essere fermi, dobbiamo fare fronte comune con tutte le istituzioni e tutti i cittadini per opporci a questa sciagurata eventualità.